Buongiorno amici di vari social, un buongiorno in particolare alla mia categoria dei dottori commercialisti e dei ragionieri di tutta Italia. Se oggi sono qui con la pubblicazione di questo video è per dare una voce alla nostra categoria, che ad oggi mi sembra non essere proprio minimamente considerata. Mi rivolgo in particolare a chi sta in alto, non importa di che colore sia, rosso, verde, giallo. Vedete, io sono seduta in una semplice poltrona di studio, di un piccolissimo studio. Però sono seduta qui perché i miei clienti mi pagano e sono gli stessi clienti che pagano anche le vostre sedute in poltrone un pochino più comode. Oggi mi risulta essere il 17 di settembre del 2019. Sinceramente avrei dovuto fissare degli appuntamenti con i miei clienti per iniziare a chiudere i bilanci, le situazioni dell'anno d'imposta 2019. E invece cosa mi ritrovo a fare? Sono ancora qui in studio da quest'estate per chiudere le dichiarazioni di redditi dell'anno d'imposta 2018. E vi ricordo che il 30 di settembre ci sono i versamenti delle imposte e che se noi commercialisti non vi mandiamo il flusso telematico, le vostre entrate tributarie non ce le avete a disposizione. Quindi cos'è che devo fare? Devo cercare di chiudere queste dichiarazioni. E perché sono così in ritardo? A causa degli ISA, i famosi indici di affidabilità fiscale o le cosiddette pagelle fiscali. Sì, cari amici, perché per chi non lo sapesse, quest'anno noi dottori commercialisti abbiamo avanzato di grado, siamo diventati dei professori, perché dobbiamo dare dei voti ai nostri clienti, voti che vanno dall'1 al 10. Ma come faccio a dare questi voti? Vi faccio un esempio. Scusate se lo banalizzo, mi scuso veramente nei confronti dei miei colleghi, ma è corretto che chi mi stia ascoltando, ma soprattutto chi sta in alto, ascolti, perché secondo me questi non hanno capito cosa succede negli studi di noi commercialisti da maggio ad oggi. Non l'hanno capita? L'esempio classico è quello di un compito in classe. Prendiamo il classico compito in classe di matematica composto da 5 problemi. A ciascuno di essi c'è un risultato, no, che devo ottenere. Fino qui credo che non ci sia niente di strano. Supponiamo che il primo esercizio, sei stata brava, io abbia preso un 10, il secondo un 7, il terzo un 6, il quarto un 4, il quinto. Il quinto non lo riesco a fare. Ma perché? È perché non c'è una soluzione, c'è un'anomalia. Attenzione, questa anomalia, guardate che è stata data anche dall'Agenzia delle Entrate in caso di precompilata con dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate mancanti o non corretti. E quando ci sono queste anomalie, che voto prendo? 1. Facciamo la media? Il mio compito in classe? 5,6. Non sono arrivata alla sufficienza. Ma perché non sono arrivata alla sufficienza? È colpa mia? No. Allora, per favore, non prendiamoci in giro. Alla fine ci imponete di applicare questi ISA, queste pagelle fiscali, su strumenti che sono ancora in una fase sperimentale. Possono essere anche un danno per i nostri clienti, per i contribuenti. Non è possibile. So che moltissimi miei colleghi si stanno dando da fare, ho apprezzato tantissimo determinati ordini, in primis quello di Bari, dove si è mosso, se ne stanno muovendo molti altri per la richiesta della disapplicazione, alla quale io confido fino all'ultimo giorno, anche nel rispetto della tutela del contribuente. Voglio chiudere, vi ringrazio per l'attenzione, ma soprattutto
Vorrei chiudere con uno slogan. Per favore, date voce ai commercialisti.